Grazie Giuliano, e devo dire che noi qui a Venezia siamo abbastanza fortunati perché grazie a questi due presidenti riusciamo ad avere sia rilievo nazionale ma anche a stringere sinergie e relazioni solide con le istituzioni locali. Molti rappresentanti delle istituzioni oggi sono qui, prima Giovanni praticamente li ha spoilerate tutti, quindi adesso cominceranno a salire sul palco. Prima però ce n'è uno che purtroppo manca oggi, che è il presidente della regione Luca Zaia, che però ci ha mandato una lettera e ve la vorrei leggere in alcuni passaggi. Lui scrive: questo tradizionale appuntamento per l'ordine è un'occasione preziosa per rendere omaggio a chi ha consacrato la propria vita al servizio dei malati e per accogliere con gioia chi si affaccia ora alla professione, con entusiasmo e speranza. Ai professionisti pensionati va la nostra riconoscenza. Le loro mani, le loro parole, la loro presenza hanno accompagnato generazioni di pazienti con competenza e umanità. Il loro esempio resta scolpito nella memoria della comunità e nel cuore della nostra categoria. Ai giovani medici odontoiatri che oggi festeggiano il traguardo raggiunto dopo anni di studio, sacrifici e sogni, rivolgo invece il mio augurio, che possano esercitare la professione con passione e mettendo a frutto l'esperienza di chi li ha preceduti. Questa giornata è anche un momento di comunità in cui le diverse generazioni si incontrano, si riconoscono, si trasmettono valori. È il volto più bello dell'ordine, quello che unisce, che celebra, che guarda al futuro senza dimenticare il passato. Esprimendo la mia vicinanza ideale, concludo porgendo a tutti i presenti e alle autorità convenute i saluti della Regione Veneto e i miei personali, il Presidente Luca Zaia. La Regione però è comunque presente qui e io vorrei che salisse sul palco la dottoressa Francesca Scatto, che è Presidente della Sesta Commissione Consiliare e consigliere della Regione Veneto. Dottoressa, un'amica ormai, perché è già qualche volta che arriva, è un appuntamento fisso. Buon pomeriggio a tutti. Intanto ringrazio sempre per questo invito, è un appuntamento al quale veramente non posso mancare. Forse sarà anche l'ultima volta che ci vediamo qui perché viste le scadenze, non lo so. Quindi oggi ancora di più, diciamo, sono contenta di essere qui. E devo dire, adesso parlare dopo queste voci autorevoli che mi hanno preceduto diventa difficile, ma dovendo fare una sintesi di quello che hanno detto, perché è quello che condivido e che penso. È vero che oggi noi siamo qui per salutare dei medici che alla professione hanno già dato tanto e per accogliere coloro i quali si apprestano a svolgere questa professione. Però non è, secondo me, un qualche cosa di, come dire, qualche cosa di diverso. Io vedo un fil rouge in tutto questo, vedo una continuità. Si diceva prima un passaggio di testimone, però il passaggio del testimone si fa comunque durante una corsa. Quindi non c'è nessuno che smette veramente di correre, perché io sono assolutamente convinta che anche i medici che abbandonano, diciamo, per raggiunti i limiti di età la professione, in realtà non l'abbandonano mai, perché sono convinta che essere medici è un qualche cosa che tu hai dentro. Allora si diceva la passione è il pathos, è anche un patire con, c'è una condivisione e quindi quello che auguro ai più giovani è di avere sempre in mente che dietro il cartaceo, dietro una cartella clinica, c'è sempre una persona. E poi questo va a braccetto con il discorso dell'autorevolezza che abbiamo sentito. È vero che è un momento difficile, è vero che è un momento difficile perché io immagino i pazienti, ma un po' le persone, forse possiamo dircelo, hanno perso un po' quella via che si chiama rispetto reciproco, e a maggior ragione questo rispetto deve esserci nei confronti di chi esercita la professione più importante, lo sapete che lo dico sempre, ma è la professione più importante che ci sia. Quindi
Da un lato, diciamo, c'è chi ci lascia un bagaglio, una vita spesa per gli altri. Mi sono commossa quando ho sentito parlare effettivamente dei medici che sono nei teatri di guerra, ed effettivamente quale esempio più grande, quale dimostrazione più grande di questa, perché si rischia anche la vita, voglio dire. Quindi il concetto è questo: mettersi a disposizione degli altri. Mettersi a disposizione degli altri è quello che caratterizza la professione. È vero che cambiano le tecnologie, è vero che gli studi avanzano, ma l'augurio che vi faccio, che faccio a tutti i giovani, è che nonostante le tecnologie cambino, dietro questa professione deve esserci sempre un cuore che batte. Quindi grazie di cuore, veramente, grazie a chi ha speso la propria vita a servizio dei pazienti, e l'augurio per i più giovani di affrontare questa sfida che non è facile. Grazie. Grazie Presidente. E adesso un altro grandissimo amico dell'Ordine, un assessore del Comune di Venezia che ci è stato sempre vicino, che ci è vicino in tantissime iniziative. Quest'anno l'abbiamo tradito con Vis, siamo andati da un'altra parte, ma ci perdonerà. Però veramente ci sostiene, e il Comune, come dicevo all'inizio, ci concede anche questo teatro per questa festa. Sto parlando di Simone Venturini, l'assessore alla programmazione sanitaria e alla coesione sociale del Comune di Venezia. Grazie Giuliano, buonasera a tutti e grazie per l'invito. Vi chiedo solo un passo sarò avanti. estremamente breve perché so che c'è molta carne al fuoco, però due concetti: grazie ai professionisti che hanno raggiunto un significativo numero di anni di professione, grazie ai nostri medici, e in bocca al lupo ai nuovi medici, ai nuovi odontoiatri, a quelli che raccolgono il testimone e si mettono a disposizione della collettività, iniziano a entrare in questi ingranaggi di un servizio complesso, faticoso, ma essenziale per la nostra comunità. Quando Giovanni, qualche anno fa, ormai questo è il sesto anno, ho perso il conto Giovanni, quando Giovanni ha voluto condividere questa idea di celebrare questa giornata in una certa maniera, nel cuore della città, nel suo teatro più antico, dandole un valore e una connotazione anche comunitaria, civile, non solo appunto dell'ordine, abbiamo subito accolto la sua proposta. Ci sembrava giusta, doverosa, perché celebrare questo momento non è un affare da medici, non è una questione che riguarda i medici, è una questione che riguarda il funzionamento di un intero sistema, il sistema sanitario nazionale per quanto declinato nel nostro territorio, ma è anche l'abbraccio di una città, il suo luogo forse più bello, insieme alla Fenice e qualche altro spazio meraviglioso che abbiamo, a tutti quelli che stanno prendendo servizio in questa grande missione, prima che professione, che è appunto quella di essere medico. Quindi insomma oggi l'abbraccio della città è forte, arriva a tutti voi e arriva alle persone che stanno concludendo, hanno concluso una grande carriera, un grande servizio a favore del pubblico. Un pensiero va anche dato a tutti quei medici che non ci sono più. Noi abbiamo perso molti medici valevoli quest'anno, moltissimi durante il periodo Covid, insomma il professor Anelli lo ricorda sempre, il Presidente, quanto sacrificio c'è stato anche in quel periodo di personale sanitario, medici, infermieri, OS e soccorritori. E in particolare un pensiero va a Carlo Pianon, che è stata una grande persona, che non c'è più quest'anno, ma tanto ha fatto sulla prevenzione con la LILT nel nostro territorio, quindi davvero un applauso a tutti i medici che non ci sono più, anche perché poi li ricorderemo, anche Salvatore Gravini, l'ultimo insomma che ci ha lasciato in questi giorni. Quindi davvero, ecco, noi ogni anno camminiamo sulle loro orme e portiamo avanti questo testimone, quindi ecco, sapendo che c'è anche una grande responsabilità sulle nostre spalle, sulle vostre spalle, la città vi è grata, vi è riconoscente e augura in bocca al lupo a tutte le nuove generazioni che si stanno avvicinando a questa straordinaria missione. Bocca al lupo. Grazie Simone, grazie sempre per il sostegno. Grazie. E dottoressa Scatto, se si avvicina, si sono dimenticati i fiori, le spettano di diritto. No, come a Sanremo, esattamente. Sicuro che se cantassi lo sarebbe. Grazie.
Continuiamo, passiamo dalla dimensione locale a quella nazionale. Avete sentito, noi insomma abbiamo la fortuna di avere i nostri presidenti in grande forza a Roma. E chiamo sul palco, e lo ringrazio sempre per essere qui, quando può viene sempre, il presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi Odontoiatri, Filippo Anelli, che è anche il presidente dell'Ordine dei Medici di Siena. Grazie Presidente. Ah, di Bari, scusi, sì, è vero. Sì, buonasera, è sempre un'emozione essere in questo teatro, Simone, hai ragione, perché è veramente bellissimo. Devo ringraziare i due presidenti qui, in maniera particolare Giovanni, per, come dire, il mio vice a livello nazionale, e quindi probabilmente vi devo chiedere scusa anche se sottrae un po' di tempo su Venezia, ma il suo impegno a livello nazionale è sicuramente un impegno che, come dire, a favore un po' di tutta la professione, e quindi prendiamo un po', come dire, delle vostre esperienze, di quelli che sono le vostre riflessioni, i vostri suggerimenti, anche con il Presidente Nicolin e la CAO, per poter, come dire, gestire la nostra professione a livello nazionale. Ringrazio i colleghi che sono presenti, un po' oggi questa squadra ancora una volta si presenta insieme, tutti quanti insieme, il segretario, il Presidente Monaco, il direttore generale, il dottor Vecchio, e il Presidente della CAO, Andrea Senna. Credo che, come dire, rappresenta un po' il cuore pulsante della nostra professione. Io devo dirvi, è sempre, come dire, riflettevo come quando si inizia questa professione, dico soprattutto ai giovani, si inizia con tanto entusiasmo, anche con tanta passione. Credo che chi è arrivato a 50 anni di laurea oggi raggiunge questo straordinario traguardo, lo ricorda, no? Guardandosi indietro, la voglia di cambiare il mondo, la voglia di fare qualcosa di bello. La professione è proprio questa, no? Questa spinta straordinaria ad essere incisivi in una società che evolve, che abbiamo sentito, no? L'intelligenza artificiale e tutto il resto, però che, come dire, va al cuore del problema, che è la salute della gente, il benessere delle persone. Beh, questa professione è questo, vuole essere proprio, ha questo spirito, questo bisogno. E oggi, guardando indietro nel tempo, la professione cambia sempre di più. È vero, Giovanni, non è un'intelligenza probabilmente, no? Forse abbiamo esagerato nel dare questo nome a questi algoritmi che sono che ci vengono in aiuto. E qui devo ringraziare il Parlamento, il Governo, per aver approvato una legge, quella sull'intelligenza artificiale, che ha ribadito in maniera molto precisa che questo diventa uno strumento nelle mani del medico, mai potrà sostituire il medico, al quale sono demandate tre, come dire, grandi funzioni, che sono la diagnosi, la prognosi e quindi la terapia. Però guardate, non è sufficiente questo, sebbene c'è questo passaggio legislativo molto molto importante. Per la prima volta in 70 anni abbiamo una definizione di quelli che sono i compiti del medico. Ma in realtà questa definizione, se fosse soltanto questa, ci collocherebbe nell'ambito delle professioni tecniche, come se, come dire, far diagnosi e poi terapia fosse un fatto automatico. No, il medico è qualcosa di più. È qualcosa di più perché ha una dimensione, come dire, personale, instaura un rapporto particolare con il malato. Guardate, non è soltanto un problema empatico, è anche in attuazione di quello che la Costituzione prevede, perché accanto all'articolo 32 della Costituzione, che fa riferimento principalmente quindi alle competenze, c'è anche quello sull'autodeterminazione, sulla propria salute, ed è difficile che questo possa avvenire senza la presenza di un medico che spieghi ai cittadini che cosa hanno e quali sono le possibili scelte. E in questa dimensione, che è una dimensione
non può, come dire, che una dimensione interattiva non può che collocarsi anche quella comunitaria, perché tutti quanti sappiamo che quando le persone stanno bene producono di più, la società vive meglio e migliora. L'abbiamo vissuto durante il Covid, l'ha richiamato prima Simone, l'assessore, ricordando quel periodo straordinariamente drammatico, dove ci sentivamo, no, come diceva Papa Francesco, tutti su un'unica barca, ci si salvava tutti insieme, non pensando a una sola persona. Le scelte fatte in quel momento riguardavano certo la salvaguardia del singolo paziente, ma l'interesse principale era che tutta la nostra società, tutta la comunità umana superasse le difficoltà e quindi superasse quella pandemia. E in questa dimensione oggi si colloca anche lo sviluppo della professione, che è legato a fattori straordinari. Ci sono farmaci oggi capaci di, come dire, di intervenire su malattie che pensavamo impossibili nel passato. Pensate, qualche giorno fa l'AIFA ha autorizzato un farmaco per la cura della talassemia, è un gene che viene intromesso all'interno del sangue, quindi arriva nelle cellule, capace di modificare con una tecnica particolare che si chiama CRISPR-Cas, capace di modificare il DNA e far produrre a questi soggetti maggiore emoglobina, evitandogli di fare le trasfusioni. Ma succede in tante malattie rare, pensate all'asma, che è una delle malattie, come dire, drammatiche che vivono i genitori quando scoprono, molto spesso in ritardo, se non fare un test genetico immediato, che il proprio bambino diventerà sempre più paralitico nel tempo. Basterebbe fare un'iniezione anche qui per modificare l'assetto genetico perché quel bambino sia salvato. Sapete quanto costa questo farmaco? Costa allo Stato, costa in genere 2,5 milioni di euro, ma costa allo Stato in circa 1 milione di euro. Quante famiglie oggi avrebbero la possibilità di curare un figlio mettendo a disposizione 1 milione di euro? Eppure questo è possibile perché? Perché abbiamo un sistema sanitario straordinario, dove ognuno di noi contribuisce con le proprie tasse a mantenere questo sistema che consente le cure lì dove non è possibile farle da soli. È un sistema che dobbiamo mantenerlo, che lo dobbiamo salvaguardare, in cui noi ci troviamo bene come medici, perché realizza in pieno la nostra deontologia, ma realizza un'altra cosa importante, che è il tempo. I malati hanno bisogno di tempo, lo ricordava il Presidente Colin prima. Parlate con i malati, lo dico ai colleghi giovani, non pensate che un TAC risolve una malattia, un TAC ci aiuta, ma bisogna guardare negli occhi il malato, bisogna, come dire, dialogare con lui. Il tempo, abbiamo sempre detto, il tempo che dedichiamo al malato è tempo di cura. E parlando con il Presidente Cucci oggi, discutavamo insieme a pranzo, dicevamo, ma perché non proviamo a trovare modelli organizzativi che danno maggiore spessore al tempo da dedicare ai malati? Molto spesso le aziende, per questioni, come dire, organizzative, talvolta mettono quelli che sono i tempari, cioè dicono che una visita deve durare 10-15 minuti. Io credo che il valore del tempo sia un valore straordinario e sarà sempre di più nel futuro, perché andiamo incontro a quella che è la medicina di precisione, dove ogni singola persona avrà diritto ad avere una cura personalizzata sulla base del proprio genoma. Ed è un obiettivo straordinario, dove la valorizzazione del rapporto individuale e quindi del tempo da dedicare diventerà sempre più importante. Termino perché mi sono allungato parecchio, per dirvi, i medici sono oggi i veri, come dire, testimoni di pace. Noi tutti facciamo questo lavoro per salvare vite umane e diventa come dire, una lacerazione drammatica della nostra coscienza
quando ci sono guerre, quando ci sono ingiustizie. A Gaza abbiamo vissuto situazioni drammatiche, ne abbiamo fatte decine di denunce proprio per le violazioni di quelle che sono le convenzioni internazionali. È inaccettabile che si buttino bombe sugli ospedali, che si colpiscano delle strutture sanitarie come le ambulanze. I nostri medici sono dovuti andare via una settimana fa, qualche giorno fa, da Gaza, Medici Senza Frontiere, perché la situazione è diventata insostenibile. Anche questo, come dire, una palese violazione di quelli che sono i diritti e di chi oggi vuole assistere le persone più fragili, e quella popolazione vive una situazione drammatica. Stasera molti colleghi testimonieranno come dire, questa rivolta morale che c'è, ma anche la violazione delle norme internazionali. Anche ieri nell'intervento stanotte nell'intervento dell'esercito e della marina israeliana è stata fatta in violazione di quelle che sono le norme del diritto della navigazione. Credo che, come dire, oggi la nostra testimonianza è quella di dire che siamo contrari a ogni violazione delle regole, ma siamo contrari a qualsiasi tipo di genocidio, qualsiasi tipo di intervento contro persone inermi. Certo vanno condannati. Vanno condannati gli atti di terrorismo che abbiamo vissuto come dire, da quasi 2 anni, no? Con Hamas e con il resto di tutto un terrorismo che ha, come dire, sconvolto il nostro mondo. Però i medici continuiamo ad essere punti di riferimento. Noi ci crediamo che un mondo migliore è possibile e ci crediamo perché ogni giorno proviamo a salvare vite. Grazie. Grazie Presidente. Restiamo sempre nell'ambito della Federazione Nazionale, perché invece, a differenza del Presidente Anelli che sale da molti anni su questo palco, è la prima volta che è qui con noi Andrea Senna, che è il Presidente della Commissione Albo Odontoiatri Nazionale e anche, spero questa volta di dirlo giusto, Vicepresidente dell'Ordine dei Medici di Milano. Giusto? Perfetto. Le chiedo di fare anche un passo avanti perché sennò poi la registrazione non viene. Grazie. Perfetto. Per me è una grande emozione essere qui a Venezia, perché io mi sento per metà veneziano, perché la famiglia di origine di mia mamma è di qui. Io ho imparato ad andare a vela al collegio navale Morosini e ogni anno da Milano faccio il viaggio del cuore, almeno una volta all'anno devo venire a Venezia, a volte con i miei familiari, a volte da solo. E quindi essere qui in questo gioiello assoluto che è questo teatro è per me un regalo, per cui vi ringrazio Giovanni, ringrazio Giuliano per l'invito. È un evento veramente bello, un evento importante questo. Rivolgendomi a chi oggi festeggia i 50 anni di laurea, sono un po' le nozze d'oro con la nostra professione, e vedere entrando tanti colleghi con l'emozione dopo tanti anni che fanno questa professione, vederli ancora così emozionati è segno proprio quello che diceva il Presidente Anelli, quello che diceva il consigliere regionale. È una professione che ti accompagna per tutta la vita, è una professione che ogni giorno ti permette di crescere, e questa esperienza che ogni giorno si acquisisce è fondamentale per i più giovani. E riguardo ai più giovani che sono qui presenti in massa, come diceva Giovanni, ben 60 giovani colleghi, oggi è una giornata importante. Con la laurea avete terminato un percorso che è iniziato con il primo anno delle elementari, supportati dalle vostre famiglie, e la laurea è stato un percorso di fine di questo percorso. Oggi simbolicamente invece è un percorso di inizio. Iniziate a lavorare
in una professione che vi darà tanta soddisfazione se la farete sempre con 3 elementi: con la testa, con le mani, ma anche con il cuore. È una professione diversa da tutte le altre, perché attraverso di essa non entriamo in contatto soltanto con degli organi, con delle terapie da prescrivere, con dei denti, nel nostro caso di odontoiatri, ma con delle persone, come diceva il Presidente Anelli, con delle persone nella loro totalità, con le loro problematiche fisiche e psicologiche. E allora dobbiamo ricordarci in ogni momento che siamo medici. Anteponete il benessere del paziente all'interesse economico. Non fatevi suggestionare e abbagliare da chi vi propone terapie fatte veloci, il tempo è fondamentale, come diceva il Presidente, o fatte male, tipo catena di montaggio. Abbiate il coraggio di dire no. La crisi generale ha colpito senz'altro tutte le professioni, e la nostra in particolare, ma questo deve essere per noi uno stimolo. Chi si impegna, chi si aggiorna, chi cura con etica il proprio paziente, la strada sarà lunga, farà fatica, ma sarà quello che eccellerà nel lavoro come nella vita. Vi faccio tanti auguri. Grazie Presidente, grazie mille. E restiamo sugli ospiti di caratura nazionale, perché oggi è tornato qui a festeggiare con noi anche Guido Quici, che è il Presidente nazionale della Federazione CIMO FESMED, che è uno dei sindacati degli ospedalieri in Italia. Benvenuto Presidente. Buonasera a tutti, grazie ai 2 presidenti all'Ordine di Venezia dell'accoglienza. Io ormai sono più volte, la prima volta ricordo intorno al 2018-19, prima del Covid, ma da allora è cambiato il mondo. Sì. È cambiato il mondo perché è cambiato proprio tutto l'assetto, non solo per effetto della pandemia, ma purtroppo ci sono state tante guerre, e io considero il Covid come uno spartiacque tra quella che è stata la sanità fino a quell'epoca e quella che è la sanità del futuro. E il futuro è dei voi colleghi giovani, a cui auguro ogni bene del mondo. Io ho vissuto varie fasi, naturalmente i capelli bianchi lo testimoniano, come tanti altri colleghi che verranno premiati oggi, e questi colleghi tutti abbiamo vissuto il periodo della riforma che ha portato all'universalismo delle cure, quindi questo ci ha portato veramente all'accesso alle cure per tutti i cittadini in modo gratuito, cosa che piano piano si sta perdendo e si sta evolvendo verso forse un sistema mutualistico di Bismarck, quello che avevamo precedentemente alla 833. E allora molti di noi potrebbero scrivere dei trattati su come hanno vissuto le migliaia di notti in ospedale, come hanno vissuto le aggressioni negli ospedali, come hanno vissuto gli avvisi di garanzia, perché purtroppo questi sono stati degli elementi che hanno un po' affievolito diciamo, l'impatto e l'empatia, però ognuno di noi ha fatto il proprio dovere, ha portato avanti il proprio lavoro e non si è mai tirato indietro, e l'abbiamo dimostrato durante il Covid. Allora quello che vorrei dire è che oggi si celebra la professione, e di questo dobbiamo essere davvero fieri. E se si celebra la professione, credo che i giovani colleghi devono imparare alcune cose essenziali. Si è parlato di intelligenza artificiale, di riforme, di reti neurali magari, di genomica, di robotica, eccetera. Io credo che bisognerebbe seguire quello che era un lavoro fatto da Berwick, dell'epidemiologia del cambiamento, dove i medici inglesi, di fronte a un cambiamento, più del 50% si definiva che viveva nel passato o era lento al cambiamento, poi c'era una parte che era molto veloce nel cercare di cambiare, innovatori, creatori l'1%, e c'era un 18% che veniva definito opinion leader perché riusciva a capire
come si evolveva e come cambiava il servizio sanitario, ne faceva proprio e cavalcava. Ecco, questo è il problema, bisogna dominare e cavalcare le nuove tecnologie, non subirle e soprattutto seguire la strada maestra. Può sembrare retorica, ma la strada maestra è il codice deontologico, per un motivo molto semplice, perché il codice deontologico ci permette di assistere tutti i pazienti, al di là della religione, del sesso, al di là di tante altre problematiche, tutti in modo uguale, con coscienza e coscienza. Quindi a voi colleghi giovani auguro veramente ogni bene, il futuro è vostro, prendetelo in mano e cercate di cavalcarlo, magari con maggiore entusiasmo, senza abbattervi, perché chiaramente potrebbero capitare dei periodi un po' più bui, ma occorre sempre reagire e far proprio la propria professione per il bene comune di tutti. Grazie a tutti. Grazie Presidente. E adesso torniamo nel nostro territorio perché il nostro ordine, diciamo così, senza l'aiuto delle 2 aziende sanitarie locali, insomma, farebbe molto meno. Una di queste aziende sanitarie, perché il nostro territorio, per chi non è delle nostre parti, va da Chioggia alle spiagge del litorale, quindi abbiamo una vastissima area con delle problematiche completamente diverse. Una delle 2 aziende sanitarie che è sempre al nostro fianco è l'ULSS 3 Serenissima e oggi per noi c'è Giovanni Carretta che è il direttore sanitario, ma in realtà insomma spesso e volentieri è stato al nostro fianco anche come relatore di convegni eccetera. Vi do la parola. Benvenuto direttore. Grazie, buongiorno a tutti. Devo dire che è molto difficile pensare di dire qualcosa di originale dopo quello che è stato detto oggi e devo dire, faccio i complimenti a chi è intervenuto perché veramente sono state toccate le tematiche le più complesse. Io mi limito a fare 2 o 3 riflessioni che possono essere da spunto per i giovani colleghi. Guardavo per curiosità mia convegno degli anni del 1970, anno di nascita mia, e si faceva riferimento al cambiamento. Sono 50 anni che si parla di cambiamento in sanità, è vero, è così, però attenzione perché il cambiamento non è lineare, nei sistemi complessi, in tutti i sistemi complessi, ha un andamento iperbolico. Si stanno verificando una serie di situazioni per cui l'insieme delle complessità che ci sono fa sì che il cambiamento dei prossimi anni sarà drammatico. Chi oggi festeggia i 50 anni vede una professione che è completamente diversa rispetto a quelle in cui hanno cominciato a fare la semeiotica, dove l'innovazione poteva essere il fonendoscopio, e di fatto oggi abbiamo delle innovazioni e abbiamo degli elementi che sono drammatici se non governati, come giustamente è stato detto. Nei prossimi 10 anni, non nei prossimi 50 anni, la professione cambierà in maniera drammatica. Quello che oggi fa un radiologo lo farà domani in maniera completamente diversa. Le capacità di calcolo che oggi ci sono qualcosa che di fatto permetterà al medico radiologo di fare quello che oggi fa il laboratorista. Il laboratorista oggi non si mette più a fare l'emocromo, di fatto valuta i sistemi in termini di qualità. Attenzione, perché il calcolo costa energia. L'energia sarà uno dei più grossi problemi, tant'è che si comincia a parlare, anche nelle logiche economiche, di pacchetti di costo per il calcolo. Si comincia a parlare di appropriatezza dell'utilizzo, cioè l'energia che costa per il calcolo non è gratis. In un mondo costellato di guerre, di problematiche economiche, quindi l'energia che è destinata al calcolo dell'intelligenza artificiale sarà essa stessa un tema di appropriatezza, per cui quello che noi oggi consideriamo appropriato in termini di TAC, un domani diventerà un problema dire ok, ma questo tipo di calcolo è appropriato o meno, perché costa una quantità pazzesca di energia e ci sono soggetti economici che vendono appunto quantità e capacità di calcolo. Nell'ambito del cambiamento metto l'accento anche su quello che può essere il problema delle professioni sanitarie, perché grazie agli interventi che sono stati fatti a livello nazionale bisogna dare atto al dottor Anelli che ha sempre alzato la voce, la testa, anche nei momenti in cui poteva essere scomodo farlo, e l'ho fatto con grande dignità e con affetto e legame nei confronti della professione. Sono stati risolti i problemi di fatto in prospettiva per quanto riguarda i medici e le figure anche diciamo nelle specialità più difficili da reperire, ma il problema degli infermieri, il problema delle figure che si porrà con la gobba pensionistica da qua a 5 anni si verrà a porre, rischia di essere veramente difficilmente affrontabile e difficilmente gestibile. Questa è una cosa che personalmente mi preoccupa moltissimo.
Nel cambiamento ci sono anche però delle cose, delle opportunità straordinarie. Io penso alla femminilizzazione della professione. Venendo qui al traghetto ho visto la targa di Elena Lucrezia Cornaro Piscopia, che nel 1600, lei è nata nel 46 e si è laureata a 32 anni, quindi nel 76 è stata la prima donna laureata al mondo, laureata a Padova, nata qui, nella casa a fianco, vicino tra qua e il comune, voglio dire. Quindi c'è la targa con il ricordo appunto della nascita di questa donna straordinaria. Io credo che anche questa sia un'opportunità straordinaria, perché la donna ha in sé delle capacità che all'equivalente maschile mancano, e in una logica di appropriatezza, in una logica anche di governo, in una logica di qualità, di umanizzazione, di centralità del paziente, il ruolo della donna sarà fondamentale. Oggi, adesso avremo modo di vederlo, ma io non ho visto gli elenchi, ma credo che la maggioranza saranno colleghe, probabilmente, come è da qualche anno, e questo, voglio dire una cosa, un altro elemento di riflessione. Attenzione, denatalità, l'ha detto prima il dottor Leoni, però quel che fa paura è la velocità, e ancora qui siamo sulla curva dell'iperbole. 2024 rispetto al 2023, denatalità meno 3,2%, nel primo semestre 2025 rispetto al 2024 meno 7,9%. Stiamo parlando di un'accelerazione dei sistemi che è mostruosa. Si è parlato finora, e il sistema italiano era virtuoso perché offriva al pediatra libera scelta, pochissime, forse unica in Europa e al mondo. Forse è il caso che cominciamo a parlare anche del geriatra di libera scelta, forse. Quindi ci sono veramente cambiamenti drammatici, importanti e rapidissimi a cui assisterete nei prossimi, non esagero, 10 anni, per cui attenzione, perché sarete veramente protagonisti dei cambiamenti nei prossimi anni. Per quanto riguarda l'USTRA, e concludo, vi porto i saluti da parte del direttore generale, il dottor Edgardo Contato, che tiene moltissimo i rapporti con questo ordine, e devo dire che sono sempre stati eccezionali e straordinari. Giovanni è un chirurgo, probabilmente si cimenterà anche lui col nuovo robot che abbiamo portato, il secondo robot a livello provinciale, grazie all'impegno della Regione Veneto. Ma se guardo da qua al discorso che ho fatto un anno fa, in un anno sono state aperte 3 case della comunità, PNRR, siamo la prima ULSS che di fatto si muove da questo punto di vista. È stato avviato il 116-117, il numero unico, che anche qui comporterà dei cambiamenti straordinari per quanto riguarda la continuità assistenziale e il sistema di offerta delle cure, come ha ricordato prima il Presidente, la nuova scuola di medicina che, grazie appunto alla collaborazione con l'Università di Padova, verrà avviata. Buon lavoro e buona festa a tutti. Grazie mille direttore. Grazie direttore. E adesso c'è un ospite nuovo che in qualche modo unisce il globale, l'internazionale e il locale. È stato nostro relatore in un paio di convegni nell'ultimo anno, e vorrei sul palco il dottor Luigi Bertinato, che è un medico ma è soprattutto senior consultant dell'Ufficio Europeo per gli Investimenti per la Salute e lo Sviluppo dell'OMS, che, giusto per dire, ha sede proprio qui a Venezia, di fronte, insomma, all'ospedale civile, di fronte alla bellissima Sala San Domenico che tante volte ci ha ospitato. Grazie dottore. Grazie per questo invito, soprattutto all'Ordine dei Medici di Venezia, perché in aggiunta alle questioni che ha posto il Presidente Anelli sulla guerra, c'è chi entra nella professione adesso avrà notato che c'è un fortissimo attacco alla scienza. Certo. C'è un fortissimo attacco ai vaccini. Dopo che per il Covid abbiamo impiegato 11 mesi per dare all'umanità intera un vaccino, per capirci, per il tifo c'è stato bisogno di 105 anni e di conseguenza scienza sotto attacco, vaccini sotto attacco, ci troviamo anche come OMS sotto attacco. Quindi grande merito che avete avuto il coraggio di accettare la presenza di OMS qui. Sono molto molto onorato sia di dare un saluto a chi compie 50 anni di laurea, sia a chi entra nella professione adesso. Devo dire che chi compie 50 anni ha permesso l'evoluzione del pensiero scientifico. Il pensiero scientifico che permette adesso di parlare di intelligenza artificiale, ma se parliamo di intelligenza artificiale, di robotica, di domotica, è perché per 50 anni abbiamo avuto questi colleghi che oggi verranno premiati. Io appartengo all'ufficio OMS di Venezia, che fa riferimento a Copenaghen, che è l'ufficio europeo di OMS. OMS è nata nel 1948, è diffusa in tutto il mondo su 150 nazioni,
circa 7.000 staff. La sede di Venezia è nata il 15 dicembre 2003 per una collaborazione tra Ministero della Salute, Regione Veneto e l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che alla fine degli anni 90 stava cercando di cambiare il concetto di promozione della salute. Vi ricordate che OMS è quella che ha definito la salute non solo assenza di malattia, ma il benessere psicofisico e sociale. Lì c'era un dibattito in corso sull'evoluzione dell'educazione sanitaria, che è diventata educazione alla salute, che è diventata promozione alla salute, e c'erano gli anglosassoni e i nordici che lavoravano sui determinanti sociali ed economici della salute. Hanno voluto che quindi il direttore di promozione della salute a Copenaghen, che era un italiano, ha cercato un territorio che potesse aiutare a sviluppare questi concetti di determinanti sociali ed economici della salute. Ha pensato alla città di Verona, è nata Verona Initiative, un programma dell'OMS per sviluppare i determinanti sociali ed economici della salute, ma non ce l'abbiamo fatta a completare lo studio in 3 anni e quindi ha chiesto a questo territorio di poter stabilizzare un luogo di ricerca su queste questioni. Oggi poi l'evoluzione dei determinanti si chiama economia del benessere, diseguaglianze in salute, sono tutte questioni importanti per tutta l'Europa. Questo ufficio, peraltro, non è un centro collaboratore dell'OMS, non è un OMS Italia, non esiste OMS Italia. È uno dei 5 centri di eccellenza che ci sono al di fuori di Copenaghen. Ce n'è uno a Barcellona, fatto con Spagna e Catalogna, ce n'è uno ad Alma-Ata sulla promozione della salute, fatto con il Kazakistan, ce n'è uno a Bonn su salute e ambiente, e ce n'è uno sulla qualità e sicurezza delle cure ad Atene. Averlo qui in questo territorio dà una responsabilità importante a chi entra in questa professione, perché dice: abbiamo ereditato la grande cultura e apertura di Venezia e della Repubblica Serenissima al mondo, che è arrivata a globalizzare per primo la sua economia, andando fino al Qatar. E quindi entrate in un territorio sensibilissimo al confronto europeo ed internazionale. La parola Oriente l'ha inventata Venezia, perché andavano da qui a là. E quindi entrare in questa professione per chi è nuovo ha una grandissima responsabilità di continuare a guardare il mondo. Peraltro, lo possiamo anche dire che il mondo ha guardato qui nel 1518, perché all'Università di Padova, che era l'unica università della Repubblica Serenissima, avevano mandato dei medici dal Regno Unito, dall'Inghilterra, c'era al potere Enrico VIII. William Harvey, quello che ha scoperto la circolazione sanguigna, e Thomas Lineker sono ritornati da Enrico VIII incolpiti dal fatto che i medici di questo territorio alla sera si incontravano all'interno di associazioni che permettevano loro di crescere culturalmente, di sviluppare il loro pensiero scientifico, perché si ritrovavano fra di loro e parlavano fra di loro e si confrontavano fra di loro. Erano praticamente i primordi degli ordini dei medici. Avete una grande responsabilità di entrare in un ordine dei medici importantissimo, che è quello della città di Venezia, del territorio veneziano, e quindi avete anche una grande fortuna per la storia e la tradizione che hanno fatto scuola al mondo nella sanità pubblica con il lazzaretto, la quarantena, e veramente la sanità pubblica al mondo è nata con il lazzaretto veneziano. Concludo dicendo grazie di nuovo per l'invito e vorrei, devo dire, con un pizzico anch'io di nostalgia come l'hai avuto tu all'inizio, vorrei tornare a sedermi in platea
assieme ai neo iscritti e ricominciare tutto da capo. Grazie e buon lavoro. Grazie dottor Bertinato, grazie mille. Dovresti avere l'archetto tu che funziona, Giovanni. Funziona? Sì. La presenza di dottor Luigi Bertinato qui non è casuale. Non è casuale che è la prima volta che invitiamo la giornata del medico l'Organizzazione Mondiale della Sanità come suo rappresentante. Abbiamo avuto varie altre collaborazioni, naturalmente in passato, sia come Federazione Nazionale sia come Ordine di Venezia. Vi invito a guardare, è già stata pubblicata grazie alla nostra giornalista, Chiara Sementato, che si occupa anche del sito web, la relazione che ha fatto pochi giorni fa a Venezia in Salute, organizzata dalla Fondazione Ars Medica dell'Ordine dei Medici Venezia e presieduta da Gabriele Gasparini, che dopo verrà qui sul palco con noi. Un bel evento che abbiamo fatto poco tempo fa con la US4 Veneto Orientale. Soprattutto la relazione del dottor Bertinato spaziava per quanto riguarda le problematiche a livello dell'evoluzione delle problematiche delle malattie presenti e future a livello europeo. Sì, e come mondiale, sarà il paziente e europeo mondiale. di domani. E, l'invito, quello che si fa è guardare un attimino più al di là per avere un minimo di cultura globale di quello che succede. Ragionare sui lati, guardare la storia anche delle istituzioni, di quello che hanno fatto, perché in questo momento storico si è travolti da fake news che arrivano da ogni parte, decisamente pesanti, ci sono degli attacchi anche veramente importanti a quelle che sono le istituzioni che fino adesso sono stati riferimenti a livello mondiale e nazionale per quanto riguarda la cultura medica. Grazie mille alla MES. Grazie. Concludiamo questa bella carrellata di autorità con Pierluigi Vecchio, che è il direttore generale dell'AFNOM CEU. Non lo vedo? Sì, sta salendo, eccolo. Direttore ultimo, ma non ultimo, per chiudere in bellezza. Allora, buonasera a tutti, grazie Giovanni per l'invito, è bellissimo, emozionante essere presenti qui in sala a festeggiare questo evento, in particolare a festeggiare chi giustamente da tanti anni svolge questa professione e a festeggiare anche chi la va ad iniziarla, quindi un in bocca al lupo a questi ultimi. È molto importante quello che volevo dire, perché sull'innovazione, sul digitale, qualcuno che mi ha preceduto ha giustamente posto l'accento sulla grande accelerazione che c'è in questo mondo, sia sul lato della professione ma sia sul lato dell'organizzazione. Il mio ruolo è un ruolo tecnico, il mio compito è quello di organizzare al meglio quelli che sono gli uffici, gli strumenti di lavoro che sono a disposizione dell'AFNOM. L'AFNOM CEU è la vostra casa a Roma, l'Ordine di Venezia è la casa territoriale, avete una casa anche a Roma che è a disposizione con i propri uffici per supportarvi e per darvi delle indicazioni in caso di bisogno. L'organizzazione di questi uffici ultimamente è messa a dura prova perché c'è stata una forte accelerazione a livello nazionale sul fronte del digitale e in particolare siamo stati chiamati in causa anche da una misura del PNRR per creare in rete con il modello europeo l'interoperabilità, e cioè la possibilità di interagire in una piattaforma nazionale per lo scambio di informazioni in tempo reale e concreto con le altre amministrazioni dello Stato. Quindi questo cosa significa? Significa che sarà possibile in tempo reale verificare da parte delle altre amministrazioni statali, attraverso l'utilizzo di questa nuova piattaforma digitale, se un medico è iscritto all'ordine, se un medico ha dei procedimenti, se uno soprattutto è medico o odontoiatra. Quindi per far questo naturalmente è in atto una rivoluzione copernicana, perché chiaramente Giovanni Leone ha parlato di carta carbone, insomma si è passati rapidamente a parlare di digitale e a parlare di nuovi strumenti di lavoro
a disposizione degli uffici, a disposizione dei professionisti che mandano avanti queste organizzazioni che si chiamano ordini, questa organizzazione nazionale che si chiama FNOMCEO, che all'improvviso si sono dovuti dotare di nuove tecnologie per far sì che il supporto informatico di tutte queste organizzazioni, sia degli ordini che della federazione, potesse consentire questo scambio di informazioni in tempo reale. Abbiamo avuto il finanziamento del PNRR, siamo riusciti non solo a fare questo processo di ammodernamento e di digitalizzazione a Roma e Federazione, ma anche a non lasciare nessun ordine territoriale dei 106 che ci sono in Italia indietro. Quindi siamo riusciti a prendere un finanziamento europeo da parte del PNRR e quindi di trovare e impiegare nei tempi e nelle scadenze dettate dall'Europa, molto strette, perché entro il 26 marzo del 2026 dobbiamo finire, e rendicontare entro giugno le risorse che abbiamo avuto. Cercheremo di utilizzarle tutte. Sembra un paradosso, ma riuscire a spendere i soldi dell'Europa con la burocrazia che c'è non è affatto semplice. Riusciremo ad impiegare questi soldi preziosi, perché naturalmente riusciamo a riformulare l'architettura informatica di tutti gli ordini e della federazione. Questo ci consentirà di avere la tecnologia sicura per poter scambiare quelle informazioni con tutte le amministrazioni dello Stato ed entrare nella rete europea per lo scambio dei dati. Quindi insomma un grande lavoro a livello nazionale, un ringraziamento, visto che sono a Venezia, a tutti gli uffici dell'Ordine di Venezia, che sono sempre molto attivi e propositivi verso la federazione e stanno dando una grande mano perché questa operazione possa andare a termine. Per cui ai giovani che oggi iniziano dico che le strutture della vostra casa cercheremo di renderle già moderne fin da subito, e insomma quindi un grosso in bocca al lupo a tutti e buona festa a tutti. Direttore, comunque già ci sono vari servizi online anche sul sito nostro. Come Venezia è sempre stato avanti, quindi i certificati, le iscrizioni, insomma il nostro staff di segreteria eccezionale. Su questo Venezia è sempre stata avanti, quindi ha iniziato da tempo. Il Presidente Leoni è molto sensibile e ci dà una mano anche nel comitato a livello nazionale, la vostra direttrice, quindi sicuramente siamo all'avanguardia, siete molto preziosi per la federazione. Grazie direttore. Grazie mille. Grazie direttore.